Nel settore TPL ormai è diventato una cosa impossibile continuare questo mestiere. Negli anni le condizioni sono sempre sono peggiorati i turni con aumenti di ore effettive di guida, con turni, soprattutto turni spezzati in in una ripresa tradotto in 2 pezzi o in 3 pezzi addirittura, quindi su nastri lavorativi che arrivano a 10-12 ore ed oltre. Commentando l'incidente avvenuto sabato sera in via Carducci a Mestre, i sindacati denunciano le condizioni in cui lavorano gli autisti di questi mezzi in generale e chiedono ora più che mai un intervento. La responsabilità che ha un autista con centinaia di persone, pensate, su un turno è stato calcolato che un autista possa trasportare 15.000 persone tra chi sale e chi scende. Pensate alla responsabilità che basta un secondo, una piccola distrazione, una frenata, un pedone che ti attraversi, cosa può succedere? Non può essere che gli autisti continuino a lavorare e correre ovviamente per rispettare la tabella di marcia. Pensate che quasi tutte le società non offrono servizi, non ci sono bagni, non c'è la possibilità di mangiare un panino con tranquillità. Le richieste sono chiare. Si deve riflettere sul carico lavoro, su dar ferie ai lavoratori che ultimamente non danno ferie per sopperire la mancanza di personale e cercare appunto di migliorare la vita lavorativa con la vita familiare. E mentre si attende l'esito finale dell'autopsia sul corpo di Rizzotto e degli esami tecnici su scatola nera e guardrail, emerge la notizia di un terzo incidente avvenuto lo scorso giugno lungo la Romea, che coinvolgerebbe ancora un autobus elettrico della società La Linea. Un tamponamento senza feriti, ma in quell'occasione l'autista dichiarò in azienda di aver registrato un problema al sistema di frenata assistita. Solo che non fu creduto e il rapporto di lavoro venne interrotto alla scadenza del contratto a termine.